Alle 7:26 di lunedì 10 luglio parte la 100ª puntata di Buongiorno Sicilia. Oggi con noi i ragazzi palermitani campioni di hip hop, poi il primo romanzo vedremo di un giovane scrittore catanese e ancora vi daremo i consigli per una sana alimentazione a partire dalle proteine. Ma prima di tutto partiamo con l'attualità, l'altra faccia di Lampedusa, cioè bellezza e turismo. Andiamo alla scoperta dell'isola, spesso in prima pagina, lo sappiamo, per l'emergenza migranti, e invece è anche alberghi con tutto esaurito, ristoranti pieni, insomma la porta d'Europa è una delle mete più... Cuora proprio l'essere, perché le cose che rimangono sono veramente questo, ossia i ricordi delle esperienze vissute attraverso i viaggi. È davvero straordinaria questa convivenza quasi senza conoscersi, senza vedersi e senza incontrarsi. Parliamo del caro voli, immancabilmente. Mentre il governatore Schifani afferma che il paese è sotto ricatto, dice, delle lobby e le tariffe sono salite del 50%, e intanto che Mister Prezzi attende chiarimenti dalle compagnie sugli aumenti, appunto arrivano alcuni suggerimenti delle associazioni dei consumatori su come risparmiare sull'acquisto dei biglietti aerei. Estate, sole, mare, vacanze, forse per molti ma non per tutti, e a meno che non si abbia pensato per tempo alla partenza, oggi acquistare un biglietto aereo è sicuramente un salasso, e lo è ancora di più se si vogliono raggiungere mete più lontane. Il costo di un biglietto aereo per i luoghi più remoti del mondo può arrivare addirittura a superare i 30.000 euro. La denuncia arriva dal Codacons, che ha realizzato uno studio per individuare le tratte più costose del mondo, partendo proprio dall'Italia. Viaggiando ad agosto, ad esempio, da Roma per l'Oceania, il volo più veloce con 2 scali costa 16.000 euro, mentre per le isole Samoa in Polinesia, stesso periodo, si arriva a spendere fino ad oltre 23.000 euro. Al terzo posto le isole Figi, dove per raggiungerle un biglietto da Fiumicino è poco più di 15.000 euro se si sceglie l'opzione più veloce, circa 30 ore di volo a tratta, ma può arrivare a costare oltre i 19.000 euro. Sono cifre astronomiche a persona e senza considerare il pernottamento, insomma roba da ricchi, anzi ricchissimi, perché si tratta di un desiderio che, anche se legittimo, solo in pochi potranno esaudire. E in un'estate caratterizzata dal fenomeno del caro voli, Assoutenti propone alcuni accorgimenti secondo cui è possibile in alcuni casi risparmiare fino al 20%. L'associazione consiglia ad esempio di partire tra il lunedì e il mercoledì, evitando la domenica, il giorno peggiore della settimana, prenotare un volo alle 2 di notte e confrontare i prezzi praticati 2-3 giorni prima della partenza desiderata. Occhio alle commissioni e ad altri servizi aggiuntivi. Si può tentare il risparmio partendo da aeroporti diversi da quello della propria città, oppure considerare il volo di ritorno con una compagnia diversa da quella dell'andata. Ma c'è di più, perché sono addirittura d'arrivo i 10 giorni dati da Mister Prezzi alle principali compagnie aeree in Italia, che dovranno fornire spiegazioni sui rincari dei voli nazionali da e per le isole. Il tutto è partito dalle segnalazioni ricevute dai consumatori e dai dati riportati dall'Istat, che dal mese di maggio 2023 segnano un aumento dei prezzi dei voli nazionali del 43,9% rispetto al 2022. Sul tema il Garante dei Prezzi ha convocato una commissione di allerta rapida per il 20 luglio, a cui, oltre a chi gestisce i servizi di trasporto aereo, parteciperanno le associazioni di categoria. Angelo Gagliano, la stampa siciliana torna sul caro voli? Buongiorno Michele, sì, la stampa siciliana torna sul caro voli. Cominciamo stamattina dalla prima pagina del Giornale di Sicilia e leggiamo, vedi, Schifani dice l'intero paese è ricattato con il caro voli. Il Presidente parla di una lobby, nei primi 6 mesi del 2023 le tariffe in Italia sono salite del 50% e poi c'è un approfondimento proprio sulla Gazzetta del Sud, poi magari andremo a vedere le altre notizie, ma intanto restiamo su questo caro voli. Le parole di Schifani vengono riprese sotto ricatto di una lobby dei voli, il Presidente della Regione rilancia sul caro tariffe, mentre c'è Baccelli della Bocconi che dà una sua spiegazione. Parte del rincaro dei biglietti è dovuto a errori strategici per l'acquisto del jet fuel, vuol dire, insomma, si sbaglia ad acquistare il
kerosene, insomma, La colpa è... cioè, nella strategia che viene utilizzata per questi acquisti. Lo dice questo professore del Bocconi. Comunque, Va bene. staremo a vedere. Intanto andiamo a leggere le altre notizie sulle prime pagine. Torniamo sulla Sicilia di Catania, carriere separate, il governo spinge, il ministro degli esteri Tajani, nessuna vendetta contro i magistrati, l'associazione nazionale dei magistrati chiede un incontro, rischio paralisi. E poi la riforma Nordio attesa al Senato, le opposizioni affilano le armi, ma c'è altro stamattina sulla Sicilia, il caso La Russa, bufera sulle frasi di Filippo Facci, ora a rischio la striscia su Rai 2 e poi ancora fotonotizie, vedete accanto proprio l'altro titolo importante, disintegrati, anziani fragili in Sicilia a 9 anni dalla riforma, l'integrazione sociosanitaria resta sulla carta, la denuncia, gli assessori fanno tavoli e cabine di regie, ma è una guerra di potere. Vedremo se ci saranno risvolti e approfondimenti, fra poco cercheremo di capirne di più. E poi una serie di notizie. Intanto ti segnalo questa, lo segnalo ai nostri amici a casa, anticiclone africano in arrivo mercoledì, questo significa che ci sarà molto più caldo rispetto a quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Finora abbiamo scherzato. Esatto, per adesso si è scherzato soltanto. Poi ancora a Catania oltre 90 milioni per l'Ascoli Tomaselli, scopriremo perché, diventerà un campus universitario. Poi per la cronaca, a San Gregorio sventato un furto in casa, ladro sorpreso dai carabinieri. Però la notizia stamattina che ha in evidenza, in alto proprio il quotidiano La Sicilia, il calcio piange Luisito Suarez, l'architetto che vinse tutto con la grande Inter del mago Herrera, un grandissimo campione che ieri ci ha lasciate. Poi un'altra notizia che si ritroverà negli approfondimenti per quanto riguarda lo spettacolo, Sanremo, tra le nuove regole cantanti, presentatori e giurie allargate alle radio, quindi la rivoluzione fra virgolette che viene portata avanti da Amadeus per la prossima edizione. Allora, vediamo le pagine interne proprio della Sicilia. Si parla di anziani fragili, dopo 9 anni la riforma è carta straccia. Gli assessori sono in lotta di potere, lunga assistenza sociosanitaria per 2000 persone. Dal 2014 a oggi solo bozze nel cassetto. L'UNEBA dice stufi di tavoli e cabine di regia. Vedete, poi c'è il presidente siciliano dell'Unione Nazionale Istruzioni e Iniziative di Assistenza Sociale. La salute e le famiglie. È molto, molto pesante la sua accusa, è in lotta di potere, dice gli assessori. E infatti poi ci sono anche dei numeri, un soggetto in ospedale costa 650 euro al giorno, nella CTA invece 95 euro, quale interesse nel rinvio di semplici bandi di gara? Viene anche fatta questa insinuazione. Insomma, ci saranno certamente sviluppi su questa vicenda. Poi ancora sempre sulle pagine interne della Sicilia, viene ripreso dalla prima pagina i 2 mesi di Borsellino tra le vipere e leggiamo ancora l'ostracismo del procuratore Giammanco verso i giudici che ai colleghi confessò di sentirsi tradito. Il dossier mafia appalti è quella verità di cui lo Stato non può avere paura. Borsellino, D'Avola, solo Frottoli, i PM chiedono l'archiviazione perché pare che ci siano altri depistaggi. Questo articolo è firmato dall'avvocato Trizzino, che è stato nostro ospite più volte, esattamente, e che è l'avvocato della famiglia Borsellino. E quindi ci sono nuovi risvolti su questa vicenda, si parla di una possibile archiviazione come abbiamo letto. Poi dalla prima pagina, Ascoli Tomaselli per 50 anni all'Università di Catania, è stato sottoscritto un accordo fra l'Ateneo e l'Annas Garibaldi per recuperare la struttura abbandonata. Ci saranno più posti aula e altri 250 posti letti per i fuorisede che patiscono questa emergenza. Ora si sogna il recupero dell'ex Ovest. Insomma, si cerca di dare una sistemazione ai ragazzi, agli universitari che vengono da fuori sede per l'appunto. Come dicevamo dalla prima pagina, il meteo, oggi e domani ci sarà un tempo stazionario, poi però l'anticiclone ci farà bollire perché arriva Cerbero, si chiama così questo anticiclone africano.
africano. È un nome antipatico già sin dall'inizio. Esattamente. Dunque, l'anticiclone subtropicale che trasporta aria calda dalle zone sahariane oggi e domani snobberà la Sicilia, quantomeno la parte orientale. Le temperature dovrebbero quindi restare stazionarie rispetto ai giorni scorsi, attestandosi, pensa, fra i 30 e i 35 gradi. Sì, niente così. Esattamente. 30, Poi 35. però diciamo che a metà della settimana e per tutta la settimana sfioreranno i 40 gradi e forse in qualche caso potranno anche superarli, quindi ci aspetta una settimana davvero piuttosto complicata. E allora adesso siamo al Giornale di Sicilia, che ha un'apertura diversa rispetto alla Sicilia, perché qui si parla della voragine degli affitti. I 33 immobili venduti nel 2007 e poi ripresi in locazione, firmati i pagamenti per altri 17 milioni, finora senza esito la guerra giudiziaria con il fondo Prelios per avere sconti. Insomma, l'assessore Falcone annuncia novità in vista della scadenza di fine anno, canoni più vantaggiosi o potremmo anche ricomprare gli edifici. Insomma, bisogna capire, prima li vendono, poi li affittano, adesso li ricomprano. Situazione tutta da chiarire. Il governo rilancia sulla carriere separate dei giudici e il tema della giustizia è sempre presente. Poi un altro grave incidente stradale, uno schianto a Marsala, un 18enne è finito contro il muro, a 18 anni ha perso la vita, viaggiava a bordo della sua automobile. Poi rifiuti incendiati, la rappa in affanno a Palermo, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, e c'è stata paura a Castelvetrano, un rogo ha distrutto 250 automobili, indagini sulle cause delle fiamme che hanno devastato un deposito per la demolizione. Prima pagina come sempre con un richiamo allo sport, intanto l'addio a Suarez, regista della grande Inter, poi Wimbledon, Sinner conquista i quarti e la fotonotizia che invece è dedicata al Palermo. Corini scopre subito le carte, puntiamo alla promozione in Serie A. Insomma, il tecnico del Palermo non sta certamente, è un bel programma, non si ambizioso. nasconde, anche perché insomma il Palermo ha fatto molti ed importanti acquisti in questa sezione diciamo estiva del calciomercato e ancora non è finita. Allora andiamo sulla Gazzetta del Sud, come sempre la Gazzetta punta ai fatti più strettamente legati alla città. Policlinico Papardo, ci sono le prime nomine, il professore Patanè titolare dell'unità di cardiologia a direzione universitaria, il progetto d'intesa fra le due strutture ospedaliere entra nel vivo. E poi rogo devastante danneggia l'isola ecologica e un capannone, un incendio di sterpaglie divampato la mattinata di ieri ha assunto proporzioni tali da avvolgere l'isola ecologica di Pistunina ed una vecchia falegnameria, interessato anche il territorio di Zafferia. Insomma, una situazione piuttosto tesa ieri per questo incendio. C'è anche la giustizia in primo piano, il governo andrà avanti, la separazione delle carriere dei magistrati non sarebbe in discussione, la riforma Nordio al vaglio del Quirinale, poi il testo andrà in Senato. Ecco, la Gazzetta chiarisce che la separazione delle carriere non dovrebbe essere prevista. In questo momento, per quello che dice la Gazzetta, è importante questa precisazione. E poi ancora, guarda, la Russa Junior sotto inchiesta, il papà della 22enne, indagini oggettive, non chiedo altro, parla il papà di questa giovanissima. E poi altre notizie, gli ucraini sul ponte in Crimea, quell'attacco fu opera nostra, la verità 9 mesi dopo verso il vertice della NATO. Poi anche qui è morta a 88 anni Luisito Suarez, monumento della grande Inter. Due richiami sempre di sport, disastro Ferrari, il Gran Premio di Silverstone, Verstappen straordinario davvero, ha vinto la sesta di seguito. Wimbledon, Sinner va ai quarti e quindi oggi super match tra Alcaraz e Berrettini. Vedremo che cosa succederà per l'altro nostro tennista che punta evidentemente a proseguire ed andare avanti. Poi diploma 73 anni, eppure speravo in un bel 100, quindi brava, complimenti. Non è riuscita a centrare il massimo dei voti. Appena qualche notizia dalle pagine interne, vedete, ne abbiamo parlato proprio
sulle pagine, sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, però la Gazzetta ci torna con un approfondimento. Il salasso dei palazzi in affitto, il Dipartimento delle Finanze stacca un assegno da 17 milioni per i 33 immobili venduti e ripresi in locazione. Il piano di Falcone, riduzione dei canoni o potremmo riacquistarli, il braccio di ferro con il fondo Prelios e le mosse dell'assessore dopo il parere dell'Avvocatura dello Stato. Insomma, una brutta gatta da pelare, direi proprio da questo punto di vista. E poi migranti, altro naufragio, ma le carrette del mare non si sono fermate. A Lampedusa arrivati in 61, il Papa ringrazia le ONG per i salvataggi in mare che si susseguono continuamente senza sosta. E poi altra vicenda, Mortelle esposto in procura, consumatori associati, intendiamo ottenere la revoca della concessione demaniale e presenteremo denuncia alla magistratura e agli enti competenti. Tante le reazioni dopo il reportage sul grande degrado in cui versa l'ex Lido, patrimonio storico della città. È una cosa strettamente legata proprio alla città di Messina. Ci fermiamo qui provvisoriamente per la cronaca siciliana, dopo poi la rassegna stampa nazionale fra pochi minuti, dopo una breve pausa. Buongiorno Sicilia, state con noi. 7.46, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano, che ci presenta la rassegna stampa nazionale. Eccoci, cominciamo con Repubblica questa mattina. Si parla di emergenza ambiente, emergenza clima per essere precisi, le destre contro l'ambiente, scrive Repubblica. Allarme del vicepresidente della Commissione Timmermans, i sovranisti ricattano il PPE e bloccano il voto sul Green Deal. L'onda nera negazionista sul clima va dalla Svezia alla Polonia fino a Vox in Spagna con il sostegno del governo italiano. Intanto sulla giustizia la Lega frena la Premier, riforme sì, ma no a scontri. Quindi Repubblica individua una posizione diversa della Lega rispetto a Fratelli d'Italia. Vedremo. E poi Ezio Mauro dice Salvini sfida Meloni in Europa, c'è sempre la storia evidentemente con Le Pen. E ancora, se Giorgia dimentica le donne, a proposito di quanto sta avvenendo per la vicenda legata al figlio del Presidente del Senato. Non c'è stata ancora una presa di posizione. E oggi intanto sarà interrogata la vittima della violenza. A caso La Russa c'è bufera su Facci per i suoi commenti sessisti, ora rischia la trasmissione TV. Tutto questo per le vicende in qualche modo legate all'Italia, a cui aggiungiamo Landini, dice c'è troppa precarietà, il salario minimo è solo l'inizio per cercare di evitare la precarietà o quantomeno ridurla. Poi c'è il vertice della NATO con Biden che rinvia l'ingresso dell'Ucraina per l'appunto nell'alleanza atlantica, bombe a grappolo, la controffensiva per le notizie che arrivano dal fronte, le grandi opere, quel ponte sospeso sullo stretto che sfregia il paese. Quindi c'è una critica di Ainis che è costituzionalista importante. Vabbè. E poi fotonotizia, vedete, vediamo qua di poterla vedere tutta per intero, perché i condomini hanno sfrattato Fiorello, via, viva Rai 2, cerca casa. Quindi la zona, diciamo, di via Asiago in qualche modo ha avuto la meglio, e lo show, malgrado il successore di Fiorello, dà fastidio perché sveglia la mattina. Deve traslocare, assolutamente deve traslocare. Speriamo Poi, che trovino presto un'altra location, un altro appartamento più isolato. Ecco. E poi siamo sul Corriere, alta tensione sul caso La Russa, Roccella è un padre, bufera su Facci per un articolo, la Rai parole inaccettabili, la Meloni pensa ad un intervento per chiarire intanto la linea sulla giustizia, e il ministro Santanchè dice stop ai processi mediatici. E poi c'è proprio sull'inchiesta che riguarda il figlio del Presidente del Senato, le chat, la paura e la denuncia. Non mi fermo, questi sono, diciamo, alcuni passaggi che vengono ripresi sull'inchiesta che riguarda il giovane La Russa. Poi ancora, Ucraina nella NATO, ora Biden frena, non è il momento. Brutta storia che arriva da Anzio, è stato preso dopo 2 mesi di indagine, violentata una giovane donna di 18 anni, già in cella per stupro, non era stato
espulso Mamma mia, dall'Italia. ma c'è ancora un'altra storia di violenza, va? Mamma Anche mia. questo arriva stavolta dal Lazio. Poi vedi, anche qui fotonotizia per dire che lo show di Fiorello sfrattato dai residenti, l'artista si scusa, è scappata la mano, Viale Manzini, altre location e vedremo dove andrà a finire. Ma speriamo che facciano in fretta, gli trovino subito un appartamento isolato e così non disturba. Poi andiamo sulla stampa, insomma che le aperture sono molto simili. La Russa, polemiche su Roccella, la ministra difende il Presidente del Senato, rievoca il caso Tortora per Santanchè, fischiata alla Versiliana. Ha avuto qualche momento di contestazione. Facci, giornalista di Libero, rischia adesso la striscia sulla TV pubblica per un articolo sulla presunta vittima della violenza sessuale. Poi sempre sulla prima pagina della stampa di Torino, contratti pirata, il riferimento è al boom di accordi firmati da sindacati e anche che sono inesistenti e salari da fare. Sindacati inesistenti. Mamma mia. Vediamo, cercheremo di capire poi magari di più e poi l'approfondimento di Stefano Lepri dice se la destra non vede l'evasione, il problema dell'evasione fiscale anche qui. La nebbia ucraina e la paura atomica, approfondimento su quanto avviene evidentemente sul campo in Ucraina, lo scontro e l'invasione della Russia. C'è una storia universale, poi Bill e Lady de Blasio che dopo 29 anni hanno finito di amarsi, la storia di un amore finito per l'ex sindaco di New York sulla prima pagina che parla anche di Fiorello, addio a via Asiago, alla fine hanno vinto praticamente i condomini o i condomini, vedremo chi è che alla fine... I condomini mi sa che hanno vinto. Sicuramente hanno vinto i condomini. Poi prima pagina del Messaggero che ha un'apertura un po' diversa perché si torna a parlare di super bonus, un super bonus che ha delle caratteristiche diverse. Riforma degli incentivi per la casa, la detrazione al 100% per chi ha ISEE fino a 15.000 euro. Arriva al 60, scende al 60, fino a 100.000 euro per i lavori di riqualificazione green delle abitazioni. Insomma, una rimodulazione di quello che è l'incentivo per mettere a nuovo l'abitazione ecosostenibile. Attenzione a questa notizia, Michele. In moto contromano a caccia di like, l'ultima follia social. Ma non se ne può più. Sfide sulla superstrada, sì, come se fosse una pista, telecamere sul casco per postare i video. Insomma, ma cosa da pazzi? Ormai è davvero diventata una moda forse. Sì, per fare le riprese e avere qualche like. Sui Ma è una follia vera. Attenzione anche qui in Sicilia e Sardegna, il carovolo si sente, boom di disdette nelle isole italiane. Aia. Quindi diciamo che l'estate che prometteva davvero tantissimo, l'estate del carovoli e nelle isole delle vacanze in Sicilia e Sardegna ora piovono le disdette, doveva essere una stagione record, ma molti turisti rinunciano per i rincari. Lo scrive stamattina il Messaggero. Fotonotizia sul Messaggero, la sfida degli Azov, si torna al fronte, sono stati liberati i capi del gruppo Azov con le grandi reprimende e anche critiche di Putin all'amico Erdogan che aveva promesso che sarebbero rimasti lì in Turchia sino alla fine della guerra, invece così. Li ha dati a Zelensky. Esattamente. E poi ti ricordi certamente della storia della piccola Kata, la madre dice è viva, è all'estero, nessuno la cerca. C'è un'intervista con la mamma della piccola, ci hanno abbandonati, Kata è viva, forse all'estero, così la mamma della bimba che è scomparsa davvero da una Firenze. Storia di cui ci siamo dimenticati. È una storia che in qualche modo ha un pochettino colpito tutti nei giorni in cui si è verificato. Santanchè ha mentito, prese 2,5 milioni e non 527.000 euro. Stasera a Report scrive il Fatto Quotidiano, le bugie della ministra in Senato su compensi da Key Group.
un'anticipazione vedremo stasera di quello che dirà e che insomma farà vedere stasera Report. Poi siamo adesso sul Giornale, quindi che ha una visione completamente diversa rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. I PM perdono tifosi, tutti in fuga dalle toghe, le sparate contro la riforma non fermano il governo e fanno sorgere dubbi pure a sinistra, e la fiducia degli italiani nella magistratura crolla sotto il 40%. Hanno fatto un sondaggio, è interessante questo, crolla sotto il 40%. Sì, ora i giustizialisti si affidano a Mattarella perché bocci il testo che è alla sua attenzione prima di andare in Senato. Poi una nuova crociata a sinistra, niente Rai per Facci, c'è un viaggio a proposito di diciamo immigrazione in un CPR fra spacciatori e ex detenuti a caccia di guardie, e ancora si legge per quanto riguarda le vicende russe, silurato il generale Gerasimov. Vedi? Quindi c'è sempre, no? Gerasimov era uno proprio dei nemici della sedizione che c'è stata nei giorni scorsi. Quindi cominciano a esserci anche sviluppi di... È il segnale di una difficoltà del gruppo vicino a Putin. Poi ti faccio vedere il Foglio, la prima pagina del Foglio, perché stamattina c'è una bellissima storia. In questa foto ci sono due delle più grandi tenniste degli anni '80. Si tratta della Chris Evert di Martina Navratilova. Ma pensa, in campo che bella foto! Una bellissima foto, acerrime rivali, carissime amiche, sopravvissute. 50 anni dopo, due campionesse del tennis, dicevamo la Evert e la Navratilova, si conoscono e si capiscono meglio di una coppia affiatata, e quando è arrivato il cancro sapevano già a chi rivolgersi. Un racconto in esclusiva. C'è una bellissima storia di queste due grandissime campionesse del tennis femminile. Sono state loro a cambiare il tennis femminile. Leggiamo anche la prima pagina del Tempo: governo compatto sulla riforma, nodo giustizia, il centrodestra accelera sul DDL Nordio, lo chiedono i cittadini, anche la Lega d'accordo, è impossibile rinviare ancora e non sarà contro qualcuno. Sant'Anché alla Versiliana, basta processi mediatici, ho già detto quindi, tutto. Il Tempo fa nega che ci siano attriti, distanze tra Fratelli d'Italia e Lega. E poi salario minimo danneggia i lavoratori, e poi fotonotizia per i Guns N' Roses al Circo Massimo, hanno dedicato, pensa, 2 brani a Berlusconi. E poi la riflessione di Osho dice: che ne dite se il prossimo concerto lo famo aprire da Mariano Apicella, che era noto musicista che affiancava Berlusconi a suo tempo. Abbiamo forse il tempo per un'ultima pagina, e siamo sulla Nazione, una prima pagina che arriva da Firenze: giustizia, inchieste, ministre contestate sul caso La Russa Junior, Roccella difende il Presidente del Senato, un padre del polemica, bufera sulle parole di Facci, sessista, manifestanti contro Sant'Anché, il governo va avanti sulla riforma, la magistratura resta autonoma. E anche qui Fiorello cambia strada, il titolo scelto dalla Nazione. La trasmissione cult Viva Rai 2 lascerà via Asiago, decisive le polemiche con i residenti per il rumore. Direi che ci fermiamo qui. Provvisoriamente per la rassegna stampa italiana. Adesso vediamo il tempo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì ampiamente soleggiata da nord a sud, eccetto qualche rovescio tra Alpi e Prealpi orientali nella seconda parte della giornata. Ma diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Sicilia. Ci attendono condizioni di bel tempo su tutta la regione con cieli sereni e tersi. L'anticiclone africano determina una giornata anche molto calda con temperature massime sopra la media, valori anche fino ai 38 gradi, ma anche le minime di notte e al primo mattino saranno sopra la media e non scenderanno al di sotto dei 24-26 gradi. Contesto che resterà analogo anche per quanto riguarda la giornata di martedì, condizioni di bel tempo, il sole continuerà a splendere ovunque e anche il caldo continuerà ad essere molto intenso con temperature massime fino ai 35-37 gradi. Tutti i dettagli come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
Mancano pochissimi secondi alle 8, questo è Buongiorno Sicilia e adesso andiamo a Palermo in diretta, ci colleghiamo con i campioni, i giovani campioni italiani di hip hop International Italy, sono talmente bravi che sono stati scelti per andare nelle prossime settimane a un concorso internazionale a Phoenix in Arizona, negli Stati Uniti. Li incontriamo con Eleonora Clara Perrino, che è la presidente e responsabile di tutta questa roba, il coreografo Andrea Sutera e il nostro Marco Gullà, come vedete in primissimo piano. Vai Marco! Ciao Michele, buongiorno a tutti. Sì, campioni d'Italia, un riconoscimento assolutamente importante per questi ragazzi. Sisterhood Crew si pronuncia così, in italiano le sorellastre. Al mio fianco c'è Andrea, che è appunto il coreografo e poi anche l'ideatore di questo gruppo. E molti ci chiedono, soprattutto Michele, prima insomma di raggiungere questi bravissimi ragazzi, mi hanno chiesto quali sono le particolarità insomma di questa danza. Però Andrea non la vuole insomma sintetizzare così, per lui è una cultura, l'hip hop è una cultura. Quali sono le particolarità più importanti, le peculiarità di questa cultura? Allora, l'hip hop in generale comprende tante realtà che fanno parte del mondo di vivere, del modo di vivere, a partire dal cantato, quindi il rap, o comunque dalla musica con i DJ, dai b-boy, quindi con i ballerini, e anche i graffiti, quindi il writing o lo skateboarding, fanno tutte parte della cultura hip hop in generale, quindi abbiamo tante sfaccettature che fanno sì che tutto possano dare vita a quella che è la nostra cultura. Stiamo infatti vedendo alcuni passi di questa cultura barra danza, ballo. Beati loro così snodati, è vero Marco? Mamma mia. Assolutamente sì, credo che magari fra qualche minuto anche io mi metterò a ballare l'hip hop. Dai, scherzi a parte, ti dico Michele che insomma è intanto... tutto nasce, quest'hip hop dove nasce? Nel Bronx, dicevamo poc'anzi. Sì, esatto, l'hip hop nasce nel Bronx intorno agli anni 70-80 con il funk, quindi il breaking, il popping e il locking, che sono gli stili fondamentali di questa cultura. Quindi poi tra l'altro insomma parlavamo anche poc'anzi con Andrea, ma anche con gli altri ragazzi che adesso vi presentiamo, faremo anche una battuta con la presidentessa Clara e dicevamo insomma che in questo mondiale è come se insomma ci fosse un mondiale di calcio allargato, Michele, perché nel mondiale di calcio solitamente partecipano le migliori, qui partecipano le migliori, ma pensate ci sono più di 100 gruppi da tutto il mondo che parteciperanno appunto al mondiale di Phoenix in Arizona. Li vogliamo presentare, li vogliamo incontrare, sì, esatto. Marco? Sì, assolutamente sì. Intanto tolgo un auricolare a Michele. Qui abbiamo ad esempio la nostra presidentessa, poc'anzi l'avevamo appunto già annunciata, è una grande soddisfazione. Campioni d'Italia per la prima volta a Palermo, campione d'Italia. Per la prima volta da quando esiste questa manifestazione, tantissima soddisfazione ovviamente. Loro sono ragazzi che non solo si dedicano a questo, ma studiano, lavorano, c'è anche un papà giovanissimo e non mettono da parte nulla, danno l'anima in tutto quello che fanno, sono grandissimi insegnanti anche e sono molto orgogliosa di loro. Il papà lo incontriamo adesso a breve, intanto nome e cognome e soprattutto quali sono gli obiettivi che vi ponete per i prossimi mesi. Riccardo, molto piacere. Allora, fondamentalmente noi abbiamo l'obiettivo innanzitutto di condividere il più possibile quello che siamo noi, quello che vuol dire crew e fondamentalmente quello che è realmente l'hip hop, far capire veramente quello che sia realmente. Il papà, come si intreccia l'hip hop con i ritmi quotidiani tra lavoro, famiglia e soprattutto questa cultura? Diciamo che il tutto è molto difficile, cioè è difficile riuscire a coadiuvare perfettamente la passione con i doveri, è veramente difficoltoso, però io penso che quando l'amore è grande per qualcosa si trova sempre il modo per poter affrontare al meglio tutte le circostanze della vita che appunto si intrecciano. Belle parole, nome e cognome? Danny David. Abbiamo adesso nome e cognome e soprattutto ti chiedo qual è la parte più difficile di questa cultura? Sì, cultura. Intanto buongiorno, sono Stefano Saccomanno in arte Pepi. La parte più difficile di questa cultura è
approfondirla secondo me, perché non è sempre facile riuscire a portare un alto livello. È facile apprendere determinati passi, non è semplice portarli al livello consono, riuscirsi ad amalgamare perfettamente alla cultura da un punto di vista appunto non soltanto di danza, specchio, sala, ma soprattutto da un punto di vista interiore, cioè viverla nel vestiario, nella musica, nella quotidianità. Questo è più difficile. Le sorellastre ne abbiamo qua due ragazze che insomma adesso sentiamo. Nome e cognome, soprattutto vi chiedo cosa vi ha detto il sindaco alla gala, perché sono state anche ricevute, hanno appunto avuto un riconoscimento dal sindaco di Palermo La Galla. Cosa vi ha detto? Eccole qua, le vediamo con il sindaco. Sì, piacere. Nulla, intanto ci ha fatto dei grandi complimenti ovviamente per il traguardo raggiunto, ci ha detto che stiamo portando in alto il valore di Palermo, spera di poterci aiutare nel migliore dei modi, ovviamente questo nelle basi, diciamo, di quello che è poi la possibilità. Ma scusa, non vi ha chiesto qualche dettaglio tecnico il sindaco della Galla? Non vi ha chiesto, per tentare di fare qualche passetto anche lui? Michele Cucuzza vi chiede, il sindaco non vi ha chiesto qualche dettaglio tecnico per fare qualche passetto anche lui? Insomma, ce lo vedo la Galla che... Chiediamolo. Salve a tutti, sono Chiara Sutera e sì, ci ha chiesto qualche passo, ma insomma, da migliorare. Deve migliorare, Però vabbè. era molto contento, come diceva Miriam. Abbiamo qui quindi insomma adesso di nuovo Andrea, il nostro appunto coreografo. Poc'anzi parlavamo, Michele, prima insomma di iniziare il collegamento, io appunto ho chiesto a Andrea qual è insomma l'obiettivo che vi ponete a Phoenix. È dura perché 100 paesi, sono tanti, 100 gruppi, però mi ha detto, dice, portare in alto il nome del gruppo e soprattutto il nome della Sicilia. Sì, allora è una competizione molto complessa che comprende tutto il mondo, quindi dire puntiamo a vincere è troppo semplice, cioè noi puntiamo a portare in alto il più possibile il nome della nostra crew, il nome di Palermo, della Sicilia e dell'Italia, facendo sì che comunque in ogni caso si possa portare un buon prodotto e lasciare, come si suol dire, buon profumo ovunque. Chi sono i più forti? I rivali più forti quali sono? Chi sono? Sì, chi sono diciamo i più forti, il paese più forte in questo momento qual è? Allora non c'è un vero e proprio paese più forte, diciamo che i più temibili, tra virgolette, sono gli orientali, quindi il Giappone, la Corea, i thailandesi sono veramente forti perché hanno un concetto di disciplina che è veramente notevole. Ma pensa, ma non i sudamericani, no? Non i sudamericani? No, loro no. No, stranamente no. Guarda, infatti, Marco, nascendo nel Bronx, sì, questa danza, questa cultura, sì, ho chiesto, ma Marco, gli americani non sono... No, ti volevo chiedere una cosa, Marco, sì, ma la sfida in che cosa consisterà? Cioè, voglio dire, ci saranno dei passi particolari, ci saranno delle coreografie particolari, su che cosa verterà la sfida vera e propria? Cioè, su che cosa decidono, su che cosa decidono i giudici? In cosa consisterà la sfida? Insomma, i giudici su cosa decreteranno poi, quali sono insomma gli step che poi permetteranno ai giudici di decretare il vincitore? Ok, allora intanto ci sono 3 step che sono i preliminari, le semifinali e le finali ovviamente, e si balla in base al passaggio di queste fasi. I giudici terranno in considerazione tantissimi elementi, dalla costruzione coreografica alla costruzione musicale, quindi il mix musicale, e dall'outfit, quindi alle evoluzioni, a tantissimi elementi, quindi gli elementi tecnici, quanti stili sono inseriti all'interno della coreografia, insomma è molto rigida come Quando competizione. andrete a Phoenix? Però stiamo Quando cercando vanno di a mantenere Phoenix? alto il livello A di... questa Il gara 27, mondiale? Michele, il 27 luglio. 27 luglio, partiranno, appunto, dobbiamo seguirli, partiranno Marco, no? Li dobbiamo seguire. Quindi mandiamo Marco a Phoenix. Guarda, io sono assolutamente, mi candido a questa... Però devi ballare anche tu. Ti dobbiamo vedere alla anche prova. io, guarda, pur di andare in America, a Phoenix e in Arizona, credo di dover insomma fare questo sacrificio. La sai E lunga, guardate, la sai lunga. Facciamo i complimenti alla Sisterhood Crew di Palermo, coreografo Andrea Sutera che è stato con noi, la presidente Eleonora Clara Perino, a tutti e 7 i ragazzi
ragazzi, in bocca al lupo naturalmente per questa gara internazionale importantissima in Arizona, e grazie al nostro Marco Gullà. Adesso facciamo un ciao ragazzi, bravissimi, complimenti. Ecco, e adesso in attesa che anche il sindaco La Galla si destreggi un po' meglio sull'hip hop, facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di un bel romanzo scritto da un giovane scrittore catanese. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:11, buongiorno Sicilia, ho già in mano il romanzo di cui parleremo fra pochissimo con Simone Rausi, che è l'autore. Si chiama Il colore delle cose non dette, è edito da Rizzoli, vedete qua, sottotitolo Due sconosciuti, un condominio, 36 domande per salvarsi, un sacco di roba, complimenti, grazie per essere con noi. Un titolo bellissimo, Il colore delle cose non dette, è un po' misterioso però. Sì, ha a che fare molto con la protagonista, perché il colore è qualcosa di fondamentale per Nina, che è la protagonista del libro. Da piccola sognava di fare la grafica, di inventare un nuovo colore, un colore che però poi in realtà è un sogno che le fanno un po' perdere, perché i colori non esistono, le dicono, sono stimoli alla luce, sono qualcosa che comunque non è oggettivo, gli uomini, le donne li vedono in modo molto diverso. Quindi lei comunque alla fine decide di rendere questo sogno molto più concreto. Infatti in Photoshop le grafiche e i grafici sanno che i colori sono codici matematici, e quando poi dopo la morte del fratello non esce più di casa, perché la incontriamo in questo contesto in cui lei non riesce più ad uscire di casa, acquista un nuovo linguaggio che è quello dei colori. Infatti lei associa alle persone del condominio in cui si svolge la storia dei colori sempre diversi a seconda delle relazioni con cui ha. È un romanzo del nostro tempo, la comunicazione è non tra perfetti sconosciuti, esatto, come usa adesso, che uno non si conosce però intanto si scambia messaggi, anche storie d'amore addirittura delle volte, e questionari come si usa soprattutto sulla rete per conoscere un po' gli altri. Cosa ci può dire di questo senza spoilerare troppo, perché poi ovviamente il romanzo va letto. Le 36 domande sono centrali in questo libro, sono domande che esistono davvero e che permettono a degli sconosciuti di entrare in forte intimità. Addirittura nascono nel 97 come il metodo scientifico per innamorarsi di chiunque. Per innamorarsi di... Esatto. Cioè, scusate, non è che uno ora per innamorarsi conosce una persona, cerca di capire se gli piace e viceversa, no, gli fa un questionario e così. In realtà è una cosa da laboratorio che qui assume un altro contesto, perché qui lo scopo non è innamorarsi, non è un libro d'amore, ma uno sconosciuto che abita nel condominio pone queste domande a Nina perché attraverso queste domande rielaborano insieme un lutto, perché hanno un lutto in comune che è quello del fratello. E lo sconosciuto può essere chiunque tra le persone del condominio, non parla di sé usando i pronomi, quindi può essere un uomo, una donna, un giovane, un anziano, dalla portiera al professionista dell'ultimo piano, chi le scrive può essere chiunque tra gli appartamenti. Qualche profilo dei personaggi, ripeto, senza anticipare nulla o troppo, lo possiamo dire? Sì, abbiamo una portiera che sa tutto di tutti al piano terra, un professionista. Una portiera, com'è questa portiera? Che ci facciamo gli amici portieri? Si chiama Prosperina ed è una portiera molto attenta a quello che succede nel condominio. Lei è molto diplomatico perché la definisce molto attenta, così sì. Gli amici portieri è un personaggio positivo. Buongiorno Sicilia, prego. Poi c'è un professionista che ha uno studio in cui viene occasionalmente 2 famiglie, tra cui una giovane coppia in crisi, una donna ungherese con la figlia e un pasticcere che a fine giornata porta gli avanzi dei dolci avanzati appunto a Nina. Che bello, allora, ma è un romanzo anche corposo, perché a parte che la pubblicazione di Rizzoli è una delle case editrici più importanti d'Italia, ma addirittura supera le 300 pagine. Come si diventa scrittori? Come è diventato scrittore? E questa è una bella domanda, nel senso che io ho sempre scritto per lavoro in un'agenzia pubblicitaria, ho fatto il giornalista, però come romanzi questo è un esordio con Rizzoli, quindi abbastanza importante. Appunto. Non lo so, c'era una storia da raccontare, questa è una storia che appunto è molto corposa perché andava strutturata. Io avevo una parete di post-it per organizzare 8 condomini, 36 domande, è una relazione fra 2 persone abbastanza complicata, quindi si diventa scrittori con molta organizzazione, nel senso che serve struttura, serve appunto io avevo i post-it, serve strutturare la storia e organizzarla per fare sì che tutto si incastri. Come ma lei fa il giornalista, ha un suo blog, lavora in radio, lavora in televisione, la passione per la scrittura ce l'ha avuta sempre? Oppure... Sì, io da piccolo invece di giocare con i giocattoli disegnavo storie sui fumetti, quindi inventavo fumetti, inventavo storie, quindi questa per me è sempre stata... fumetti faceva, sì, quindi è anche bravo a fare la grafica, a fare...
alla fine ho unito le due cose, quindi oggi agenzia pubblicitaria, Complimenti. grafica e parole insieme. Complimenti, veramente. Grazie. Ecco, diciamo, lei è uno degli esponenti della Catania giovane e vivace, perché Catania è una città che ha, forse questo non sempre raccontato a sufficienza da noi, una generazione di giovani molto vivaci a teatro, attori, che scrivete, è vero o no? È vero, io mi prendo il giovane con un gran complimento, ne ho 37, ma Giovane. È giovanissimo. mi sento assolutamente in quella categoria. No, lei è proprio giovane, anche fisiologicamente giovane. Comunque sì, la Catania vivace anche dal punto di vista della scrittura e delle librerie soprattutto, sono moltissime librerie anche indipendenti che catalizzano moltissimi gruppi di lettura, tantissimi eventi che hanno a che fare con le storie, con i romanzi, con i libri, quindi c'è un fermento effettivamente da questo punto di vista in città che è molto rappresentato e che è apprezzato sicuramente da chi gravita intorno al mondo non solo della cultura ma io insomma vedo, frequentando dell'intrattenimento. le librerie, vedo che ci sono tantissimi romanzi o comunque testi scritti, cioè, di autori giovani di Catania, che forse non sono però messi nella giusta luce, forse non sono così noti come dovrebbero, perché in realtà è un movimento vero e proprio che c'è a Catania. Sì, è che escono 60 libri l'anno, 60.000 libri l'anno, quindi la concorrenza è tanta. 60.000 in tutta Italia. In tutta Italia, certo, quindi sono tantissime storie, qui da noi, da Catania, nascono parecchie, quindi questa è sicuramente Ma voi una cosa. vi sentite, lei, per esempio lei ha qualche amico, amica, gruppi? Certo, sì, assolutamente sì, chi fa questo, chiamiamolo mestiere, chi scrive, insomma, è un gruppo che abbastanza si sostiene a vicenda, ecco, conosco tanti amici scrittori, tanti amici che hanno librerie, che comunque ha un piccolo network in cui ci si sostiene a vicenda. È bellissimo questo, dovremmo frequentarci di più perché vorremmo poter raccontare anche noi questo mondo così bello, così vivace, forse non troppo conosciuto di Catania. Tornando al romanzo, quanto c'è di lei in tutto questo? Abbastanza, in questo colore di cose e neanche non troppo, dette. nel senso che comunque... Abbastanza ma non troppo, scusi, abbastanza ma non interrotto. troppo, nel senso che non mi rivedo in nessun personaggio in particolar modo, anche se perché è un romanzo corale, ce ne sono moltissimi, ma allo stesso tempo sono un po' tutti figli miei, c'è un po' di me in ogni parte di questa storia. C'è sicuramente il contesto, perché Nina, che è chiusa in questo palazzo, in questa casa, in questa mansarda che è quasi una prigione, tutti i giorni sente le urla delle case degli altri, perché abita di fronte un hospice, una casa di riposo, in cui degli anziani comunque si fanno sentire, e io questo è una parte assolutamente autobiografica. La vecchia casa in cui scrivevo questo libro era esattamente come quella di Nina, quindi tutti i giorni mi svegliavo con questo... Quanto ci ha messo a scriverlo? Ci ho messo 6 mesi, ma a editarlo poi con Rizzoli un po' più di tempo, perché insomma il finale per esempio di questa storia non era il mio finale, l'abbiamo poi cambiato, l'abbiamo allungato, quindi sicuramente poi siamo intervenuti sul testo. Certo, perché è così che funzionano, forse i non addetti ai lavori si sorprendono, ma in realtà si lavora anche sui contenuti. Poi ha scritto, cioè, io ho dovuto fare un muro intero di post-it, di schemi per ricordarsi tutti i personaggi, è vero? Sì, assolutamente. Cioè avevo una parete... Avevo una parete perché ci sono anche le domande, le 36 domande che vanno incastrate con gli eventi, perché lei fa una piccola indagine personale, Nina, deve capire chi è dei condomini che le scrive, di conseguenza ogni appartamento in cui lei entra, ogni condomino che le apre la porta, le svela qualcosa di sé, quindi lascia un po' degli indizi. Non è facile per il lettore capire chi è questa persona che le scrive, ogni volta che si avanza nei vari appartamenti si hanno dei sospetti che poi vengono smentiti il capitolo successivo, quindi riuscire a incastrare questi indizi, questi appartamenti, queste persone e le domande sicuramente necessitava di strutturare il romanzo in modo anche bisogno visivo. Forse più di una parete con post-it per tenere a mente. Bravissimo. Nel suo pantheon, diciamo, ci sono scrittori siciliani che un po' l'hanno stimolata, ispirata? Sì, a me per esempio piace molto Viola Di Grado, che è una scrittrice siciliana molto apprezzata anche all'estero, molto tradotta. Sicuramente mi piace molto il suo stile, mi piace quello che racconta, è tra le mie preferite. Bene, complimenti allora a Simone Rausi, Il colore delle cose non dette, pubblicato da Rizzoli, è un romanzo di esordio, ma sicuramente ci sarà dell'altro. Lui è uno che è abituato a scrivere, giornalista, fa blog, radio, televisione. 2 sconosciuti, un condominio, 36 domande per salvarsi. Complimenti, in bocca al lupo, e adesso 2 risate con Insieme.
8:22, buongiorno Sicilia, è tornata Demetra Salemi, la nostra nutrizionista. Oggi di cosa parliamo? Di proteine animali e vegetali. Qual è la differenza? Beh, andremo a vedere quali sono tutte le caratteristiche degli alimenti contenenti proteine animali e vegetali. Ricordiamo sempre che questi non contengono solo proteine, ma anche altri macronutrienti e micronutrienti, quindi vitamine, grassi, sali minerali e così via, che ovviamente andremo a considerare. Ok, allora introduciamo per chi ci ascolta quali sono le proteine e che proprietà nutritive hanno, perché diciamo tutti parliamo sempre di proteine, esatto. Gli sportivi sempre, io cerco adesso c'è lo proteine. yogurt con le proteine. Lo yogurt con le proteine che c'ha solo Gagliano vabbè, in Italia. Di dubbio gusto. Allora innanzitutto ci tengo a parlare del valore biologico delle proteine. Il valore biologico consiste nella presenza di amminoacidi essenziali, che sono quegli amminoacidi che il nostro corpo non può sintetizzare da solo. Quindi questo significa che se noi non li introduciamo con l'alimentazione non avremo questi amminoacidi essenziali. Servono gli amminoacidi? Hanno le stesse funzioni di tutti gli altri amminoacidi, quindi non sono più importanti degli altri. Costituiscono le proteine. Gli amminoacidi sono i mattoncini delle nostre proteine. Okay? Che servono? Le proteine? Le proteine hanno una funzione plastica, una funzione enzimatica, sono tantissime le funzioni delle proteine, ok? Perché è importante il valore biologico? Perché un alimento che contiene pochi di questi amminoacidi essenziali avrà un valore biologico basso. Per esempio i legumi, quindi proteine vegetali, hanno un valore medio, un medio valore biologico. Questo cosa significa? Che siano meno qualitative rispetto alle proteine animali? Assolutamente no, perché per fortuna è possibile aumentare il valore biologico anche delle proteine vegetali. Il classico esempio che faccio è abbinare le proteine vegetali, quindi il piatto di legumi, a un piatto di pasta riso, quindi classico piatto riso e ceci o lenticchie e pasta. Questo è un ottimo abbinamento al di là del gusto, perché gli amminoacidi che sono presenti nei cereali, quindi nel riso e nella pasta, vanno a completare quelli che mancano nei legumi. E questo concetto spesso è sconosciuto dai più, mentre invece magari conosce un vegano, un vegetariano che magari è più attento a questo. Commentiamo un attimo il cartello che abbiamo mandato in onda un attimo fa mentre lei parlava. Ecco qua, leggiamo proteine a medio valore biologico. Esattamente, quindi per esempio i legumi, ok? Proteine ad alto valore biologico sono tutte le proteine animali, quindi carne, pesce, uova, e ovviamente avremo anche delle proteine di bassissimo valore biologico, di basso valore biologico nei cereali, quindi quando si parla di pasta, di riso, non si parla solo di carboidrati, ma ricordiamo che questi contengono anche un quantitativo di proteine. Comunque, l'alimentazione iperproteica è quella utilizzata da tutti dicono devo avere io tutte le proteine del mondo. Ecco, non fanno male tutte queste proteine, c'è una leggenda che si affaticano i reni, è vera tutto questo o no? Beh, allora sicuramente un individuo sano non deve preoccuparsi così tanto, ok? Ovviamente non si deve esagerare con il quantitativo, ora ci sono dei valori di riferimento che non voglio dare perché sono complessi magari da calcolare a casa, però diciamo che grosso modo può andare già benissimo una porzione di secondo a cena e una a pranzo, insomma senza esagerare con i quantitativi. C'è un po' questa moda di aumentare le proteine, no? Come se le proteine servissero a mettere massa, questa è più una credenza del mondo delle palestre. In realtà paradossalmente il valore delle proteine in un soggetto che deve mettere massa non deve essere così elevato. Di solito le diete iperproteiche vengono utilizzate più nei soggetti che vogliono dimagrire, quindi si abbassano i carboidrati e in quel caso si aumentano le proteine. Io dico sempre che la soluzione è l'equilibrio, nel senso una dieta leggermente iperproteica non fa male se è comunque protratta per un periodo di tempo limitato, quindi sicuramente è meglio impostare comunque la propria alimentazione più sul fabbisogno di carboidrati. Se io vado al supermercato ho visto che ci sono gli yogurt proteici, il latte proteico,
la pasta proteica, poi le barrette proteiche di cui io sono un affezionato consumatore, è solo marketing o hanno veramente senso queste cose qua? Beh, c'è sicuramente molto marketing dovuto al fatto che la maggior parte delle persone pensa che un alimento ricco in proteine sia effettivamente più salutare, faccia bene e così via. Allora sicuramente il marketing sfrutta questa credenza popolare e va a specificare in maniera esagerata proprio la presenza di queste proteine. Okay? Ricordiamo che oltre all'aggiunta di proteine potremmo trovare tantissime altre cose in queste barrette, in questi yogurt, per esempio tantissimi dolcificanti. Zucchero, dolcificanti. Nelle classiche barrette proteiche ad esempio non mettono quasi mai lo zucchero, ovviamente perché sanno che chi compra una barretta proteica è più attento, esatto, e quindi ovviamente per avere diciamo un gusto dignitoso mettono buoni quantitativi di dolcificanti. Anzi, in certi casi mettono senza zucchero aggiunto, esatto, però c'è il dolcificante. Esattamente, si legge per esempio polioli, livelli altissimi. Ora i dolcificanti ovviamente non fanno male, però se si vanno a prendere questi dolcificanti e che ne so, dalla colazione biscotti proteici, a pranzo così via, insomma ovviamente l'accumulo può portare che comporta un meteorismo, diciamo alcuni sintomi gastrointestinali, no? Poco piacevoli, alcuni possono vedere anche gonfiore, ok? E quindi io consiglio sempre di scegliere degli alimenti più, tra virgolette, naturali, cioè nel senso meglio andarsi a mangiare una fettina di carne, di pesce, insomma uno yogurt. Ecco, lo yogurt ad esempio ha già un buonissimo valore di proteine, specialmente quello greco, perciò dico io, perché dover andare a cercare questo yogurt con aggiunte di proteine? Andiamo sul concreto, scegliamo bistecca, shaker proteici per chi va in palestra. Beh, sicuramente tutta la vita preferirei il piatto di carne. Allora, a tal riguardo ricordiamo che l'integratore, il classico shaker di proteine, molti lo vedono come un qualcosa di dannifico, ma in realtà è un passo a tutti gli effetti, cioè è una sorta di sostituto di un passo, quindi quando mi chiedono ma devo aggiungere le proteine, la mia risposta è sempre dipende il tuo fabbisogno giornaliero, dipende il quantitativo di proteine che riesci a soddisfare nella tua giornata. Magari alcuni soggetti non riescono sempre a mangiare il piatto di carne, di pesce, o per una questione di praticità lo shaker diciamo è più rapido e allora in quel caso potrebbe andare bene, però ricordiamo che sicuramente dà meno soddisfazione versi uno shaker di proteine. Torniamo ai piatti tradizionali. Allora, meglio le proteine animali o vegetali? E di quelle animali la famosa carne rossa, sì o no? Oppure carne bianca? Beh, la risposta è sempre tutto, dipende, quindi trovare un equilibrio. Ok, abbiamo detto che le carni, le proteine diciamo di origine di animale, quindi carne rossa, carne bianca e pesce hanno un valore biologico più alto, ma ricordiamo che ci sono altri componenti, come dicevo io, in queste carni. La carne rossa in genere ha un quantitativo più alto di grassi saturi a seconda il taglio, quindi un taglio più grasso banalmente avrà più grassi saturi, più anche colesterolo, quindi il mio consiglio è di scegliere nella propria quotidianità preferibilmente dei tagli più magri, ok? Quindi non demonizzare. Ora ultimamente ci sono tante ricerche che vanno a dimostrare come la carne rossa aumenti il rischio di cancro. In realtà siamo sempre lì, la risposta è l'equilibrio. L'equilibrio. Non esagerare. Esattamente. Vediamo quel cartello che diceva proprio sulla carne e poi anche quello dei legumi. Proteine a elevato valore biologico, ferro, abbiamo anche ferro, vitamine del gruppo B, quindi livello di grassi variabile come dicevo e principalmente potremmo trovare grassi saturi. Uova vediamo, proteine a elevato valore biologico. Anche in questo caso, vabbè, sappiamo tutti che sono costituiti da tuorlo e albume, il tuorlo, quindi quello arancione più grasso, ok? Quindi contiene più colesterolo rispetto invece all'albume che si può dire è costituito quasi ed esclusivamente da proteine e acqua. Ci sono gli sportivi che mangiano solo l'albume perché contiene proteine e acqua e non grassi. Esatto, ma soprattutto perché ancora c'è una sorta di diatriba sul colesterolo. Quante uova a settimana? Mangiarlo o non mangiarlo? Qui ovviamente apriamo una parentesi un po'
lunga complessa. e delicata, però sicuramente vorrei che passasse da casa il messaggio che non è l'alimento contenente il colesterolo di per sé ad aumentare il livello di colesterolo ematico, ma il complesso di tutta l'alimentazione. Quindi un soggetto che ha livelli di colesterolo, magari LDL alto, non dovrà preoccuparsi solo di alimenti contenenti il colesterolo, ma di alimenti contenenti acidi grassi più saturi, alimenti che aumentano la glicemia, l'insulina in maniera importante. Quindi anche in questo caso sempre, non voglio essere ripetitiva, ma la risposta è sempre l'equilibrio in tutto. I nostri bene amati pesci, il pesce qua in Sicilia è un must, poi tutti noi amiamo il pesce. Allora vediamo un po'. Il pesce contiene proteina, sempre di elevato valore biologico, il famoso omega 3, esattamente, di cui tutti parliamo senza sapere cosa gli vogliono omega 3 dire. sono degli acidi grassi essenziali, quindi un po' come abbiamo detto prima degli amminoacidi essenziali, sono in questo caso dei grassi che il nostro corpo non è in grado di produrre, quindi se noi non li introduciamo dall'alimentazione non li possiamo ricavare in nessun altro Quindi modo. benedetto sia il pesce. Assolutamente. Continuiamo sì. a vedere cosa c'è, in genere basso contenuto di colesterolo. In genere, perché per esempio i crostacei e i molluschi hanno un po' più di colesterolo. Sali minerali, calcio, iodio, fosforo, vitamine del gruppo B, A, D. Cioè, sì, ha un corredo vitaminico un po' più basso rispetto alla carne che ha solo il però B. questa è una dieta ottima, o sbaglio? Il pesce ci vuole sempre. Certo, assolutamente. Poi quello gustosissimo. Poi in Sicilia non possiamo farne a meno. Dalle nostre parti. Meglio a pranzo o meglio a cena? O c'è nessuna differenza? Nessuna differenza, Non c'è ovviamente. differenza? Perché preferire? Ah, è vero, non lo so, perché uno dice, ma non lo so. Mi vengo ma leggero la gusti, sera. ma se- Cos'è più leggero la sera rispetto al pranzo? Beh, Ecco. di solito il quantitativo di proteina aumenta la sera e diminuisce quello di carboidrati, quindi in genere si consiglia di far prevalere il piatto di pesce e di carne la sera piuttosto che a pranzo, ma non succede pranzo? nulla. Ma non succede nulla se... Ma se io mangio la carne o il resto così già un po' Beh, più sicuramente è meglio corposo. alternare ed evitare di ripetere la stessa fonte, ma più per un discorso di variabilità, cioè se a pranzo ho mangiato un petto di pollo, magari evito di andare a mangiare a cena di nuovo una carne bianca, ma alterno, ok? Anche perché uno degli errori più comuni che viene sottovalutato nelle diete è quello di ripetere sempre gli stessi alimenti nella propria giornata, nella propria settimana, quindi è sempre meglio variare. Questo perché, come stiamo scoprendo, ogni alimento, oltre ad avere proteine, carboidrati e grassi, ha anche vitamine, sali minerali diversi, quindi se noi andiamo ad alternare siamo abbastanza certi di avere tutto quello che ci serve. Quante cose stiamo scoprendo con la nostra Demetra. I vegani, perché ci sono tanti nostri amici in ascolto che sono vegani, cioè possono mangiare loro che cosa? Solo legumi? Beh, sì, vegani proprio sì, perché non mangiano neanche i derivati, Ed è quindi stato neanche per latte, loro, latticini. che non si possono fare la minestra, non possono, come si devono comportare? Allora, prima discutevamo proprio del valore biologico delle proteine e questo interessa soprattutto ai vegani e ai vegetariani, perché andando a mangiare solo fonti vegetali abbiamo detto che magari potrebbero essere carenti di quegli amminoacidi essenziali. Infatti il genere, il vegano, è abbastanza informato nella maggior parte dei casi, e quindi è bene andare ad abbinare il cereale con il nostro piatto di legumi. In questo modo noi abbiamo un piatto completo da un punto di vista amminocidico, quindi ha un valore biologico più alto. I legumi sono sicuramente fantastici, su questo non ci piove. Alcuni mi chiedono, ma i legumi sono proteine o sono carboidrati? In realtà entrambi contengono un buon quantitativo di carboidrati, circa il 50%, quindi sono un po' una via di mezzo tra un piatto di carne e un piatto, diciamo, di riso, no? Però hanno, a differenza della carne, un bassissimo profilo di grassi. Questo è importante, vitamine, già lo immaginiamo, e soprattutto un buon livello di fibre. Il problema quando si consumano i legumi è che anche in questi casi può portare meteorismo, gonfiore, e questo è dovuto proprio a degli oligosaccaridi contenuti al suo interno che proprio determinano la produzione di metano, detto in parole povere, e quindi si può comunque bypassare questo problema, per esempio o andando a tenere qualche minutino in più in pentola i legumi, o se non dovesse bastare andando a passare i legumi, non a frullare, perché questi sono contenuti principalmente nella buccia, quindi si va proprio a togliere, a separare. No? Eppure esatto, in questo modo sono molto digeribili, e poi devo dire anche in estate, no? È bello un bel piatto di... Ci dà un consiglio per un
un pranzetto per chiudere oggi, che ci facciamo? Beh, potremmo fare una bella insalata di riso con legumi, a me piacciono tantissimo i legumi anche d'estate. Insalata di riso con i legumi, con i ceci, a me piacciono tanto i ceci, quindi con i ceci all'interno, quindi in questo modo abbiamo un piatto bilanciato con un valore biologico elevato delle proteine e non ci manca niente, diciamo così. Questo ve lo suggeriamo. Parola di Demetra Salemi, grazie per essere stata con noi, complimenti, alla prossima. La dieta è servita. Io mi ero dimenticato la sigla, la vogliamo vedere insieme un attimo, dai, che è tanto carina. Demetra, un omaggio per lei. Carinissima, quella non era esattamente un'insalata con i ceci, no. però va bene. Però ricordiamo il consiglio. Complimenti davvero, grazie, alla prossima. Adesso ci facciamo 2 risate, finalmente arriva Insieme. Metti la tua sigla sulla banca, in modo che poi li puoi riconoscere. Ecco, così ti firmi pure il pantalone. No, mettilo meglio, si vede un'altra lettera almeno. Le tue iniziali. 4 ne hai, 5 iniziali? Ah, proprio hai scritto Carmelo. Le tue iniziali sono Carmelo, certo. Molto. Li mettiamo all'interno di questa busta, guarda bene. Ok? Ok, questa busta la sigilliamo così e la mescoliamo insieme alle altre, così, ok? Io adesso ti dico delle parole, ok? E tu mi devi dire il primo numero che ti viene in mente, ok? Carmen, angurie, che numero? 1. 1. Scrivi 1 sulla prima busta. 1 sulla prima busta, accanto il... Io pensavo che il problema eri tu, il problema qua è... Allora, senti, Carmelo, io ti dico, angurie 1, meloni, 3. 3. E 2 che Cantalupo? No, per saperlo. Ah, tu lo lasci. Scrivi 3 sulla seconda busta. Adesso io ti dico, terra, che numero ti viene in mente? 10. 10, scrivi 10, sulla terza busta. E adesso ti dico, sesso, che numero ti viene in mente? 1. No, 1 l'hai già detto. 2. Ma tu hai il tuo range di numeri... Sono pochi. Sono pochi, i numeri certo, i numeri sono pochi. Oh, calma. Fai vedere i numeri, no, a lui. Anche così, mettiti così. Come? Il 2, poi leggi. L'1. Il 3. E il 10. Ok? Adesso, Carmelo, scegli uno dei 3, di questi 4. Quale? 2. Tieni il 2 alto. Hai scelto 2. Perché hai scelto 2? Ti spiego. Perché è psicologico. Tieni alto il 2. Perché è psicologico? Perché praticamente, caro Carmelo, cosa succede nella testa dell'uomo? Succede questo. Praticamente il sesso, dove tu hai detto 2, praticamente è la cosa preponderante. Lo dice Freud. Ok, quindi praticamente, Madonna, ecco, praticamente, capisci? Io sono così certo dell'esito del miracolo che praticamente brucio, calma, perché è incredibile, è sempre così. Quando tu dici che numero sesso, 2, poi mi dici il numero tuo preferito, io non tocco niente. Giovan Battista, come ti chiami? Angelo. Ah, per questo sei vestito di bianco. Allora Angelo, strappa un lato, io non tocco niente, strappa un lato della busta, io non tocco niente, tira fuori la banconota e fai vedere che c'è la firma che pochi secondi fa. Io ce l'ho. Non c'è niente.
E che cos'è un ortaggio geneticamente modificato? Un ortaggio geneticamente modificato è un ortaggio che l'uomo ha violato. Guarda, è una melanzana, come la tua camicia. Vedi? Sembra incredibile. Ed è liscia, come la tua testa. Guarda, ma è un ortaggio, dicevo, geneticamente modificato. Tieni. Perché è geneticamente modificato? Tagliamo. Vuoi controllare che non ci sono... Controlla. Che è tutto chiuso? Sì, confermo che è una melanzana. Sì, ma... Vabbè. Scusate. Tagliamo la plastica che chiude questo pacchetto e eccola qua. Guarda. Questa è una melanzana, vedi? Come la tua camicia. È liscia, come il tuo cranio. La cosa, perché è modificato? Adesso noi tagliamo questa melanzana e all'interno della melanzana c'è un'arancia. Guarda, che è ruvida. Guarda adesso, segui tu che sei il più vicino. Assolutamente. Io taglio a metà l'arancia, ok? In mezzo all'arancia c'è una banconota. Vuoi prendere tu stesso questa banconota? Allora ti do un fazzoletto e l'asciughi. Tirala fuori, aprila per cortesia, aprila bene, aprila completamente, fai vedere se c'è la tua firma per cortesia e se c'è scritto Carmelo! Girala. Questo per asciugarla. È imperdibile, questa sera alle 23 insieme. C'è un'ultima ora, siamo in diretta, sono le 8:44, è arrivata adesso, sono 571 i migranti sbarcati a partire da mezzanotte a Lampedusa, quindi torniamo a parlare di Lampedusa, ma questa volta non dal lato turistico, ma dal lato più umanitario. Viaggiavano questi immigrati su 12 barchini soccorsi in area SAR italiano, agganciati nelle acque davanti all'isola dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. La maggior parte dei 12 natanti era salpata da Sfax, quindi in Tunisia, ma alcuni hanno riferito di avere iniziato il loro viaggio direttamente dalla Libia. Sono arrivati in 571 poco fa a Lampedusa. Adesso vediamo chi è la star che salutiamo oggi, lo facciamo in diretta con Marco Amato che si è collegato con noi con il suo bel caffè caldo. Buongiorno. Allora, di chi parliamo oggi? Settimana a tutti. Di chi parliamo oggi? Allora, oggi parliamo di un personaggio che è molto in tono con la luna in Ariete che brilla nel cielo astrologico di oggi, è il signor Elton John. L'ho scelto perché è il grande paperotto del rock. Ecco, Elton sicuramente si è distinto negli anni per essere assolutamente un precursore, è un grande ariete proprio da sfondamento di tutta una serie di stili e tabù sia musicali che stilistici. Gli ariete sono sempre capi e a lui si aggiunge anche un ascendente Sagittario, segno anch'esso di fuoco, quindi ad avvalorare la potenza dell'elemento che è sempre un elemento molto creativo e vitale. Sagittario segno di natura, di animali e di spazi aperti. Ecco, la combinazione tra i due segni zodiacali favorisce moltissimo, come anche nella sua vita, è stato il fatto che si è dedicato moltissimo ad animali, a parchi, e vive in una tenuta meravigliosa in cui ha tenuto conto di tutte queste sue esigenze bellissime, molto in tono con i suoi segni zodiacali e con la natura. Elton ha appena annunciato il suo ritiro dai tour, dai concerti. Purtroppo sì.
Ebbene, purtroppo sì. Sembrerebbe strano che proprio il segno dell'inizio, una così grande star, decida di rinunciare a qualcosa, ma la logica astrologica ci viene in soccorso. L'Ariete, che è il segno dell'inizio, vuole iniziare un'altra cosa, magari dedicarsi di più alla sua vita, ai suoi animali, agli spazi aperti e avere il suo buon ritiro. Ecco, vedete, lo zodiaco stesso ha una logica costruita su una ruota ciclica che crea delle sequenze e degli elementi che sono la metafora di tappe esistenziali della vita. Non è una fine, ma un nuovo inizio, e in fondo la logica di una vita è questa: non si va mai in pensione o non si fa mai la fine di qualcosa, ma se ne inizia realmente un'altra, quando soprattutto c'è dentro il fuoco delle stelle. Le stelle, per esempio, sono l'elemento, l'analogia col fuoco, proprio perché non si spengono e non si esauriscono mai. La luna di oggi è in Ariete, una luna degli inizi, quindi buona settimana a tutti, che fa il paio con Marte e Venere in Leone. Settimana di fuoco e passione per i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Chiaramente, per analogia, i Cancro, gli Scorpioni e i Pesci sono meno avvantaggiati proprio perché sono segni d'acqua. Ottimo per l'aria. Ecco, vi spiego che anche la logica astrologica è una logica chimica e fisica. Combusto il fuoco, compurente l'aria. Il fuoco non può bruciare senza l'aria, quindi i fuoco avranno bisogno di gemelli per una comunicazione più brillante, di Bilancia che tornano ad avere delle notizie su una questione in sospesa, e degli Acquario che questa settimana ci stupiscono colpo su colpo con delle novità professionali e comunicative. Rimangono i Terra. Il Capricorno decide finalmente di arrendersi a degli amori, ma ci sono delle conseguenze che deve stare attento a valutare. I Toro spingono in una maniera molto accelerata sul lavoro, mentre invece i Vergine hanno un po' di robine zodiacali in opposizione, ma ve lo racconterò nei prossimi giorni, che dovranno farli riflettere sull'etica lavorativa e su chi hanno veramente vicino. Quindi buona settimana ai 12. Ma che bello, grazie a Marco Amato, buona settimana a te, Grazie buon a caffè. voi, buona giornata. Allora, rientriamo in studio, c'hai una news? Guarda, questa è carinissima e vediamo un attimo di poterla leggere insieme, perché stamattina ti leggo la storia di vediamo, probabilmente l'abbiamo persa. Lui ha una miniera di quotidiani, vedete? Quindi... No, il problema è che probabilmente è saltata una parte della rassegna e quindi eccolo, vediamo se riusciamo a tornare su... no, allora è saltata la rassegna stampa di stamattina, vediamo un po', del 10 luglio, eccola qua, guarda. Vai. La notizia è questa. Dice, ma che cosa c'entra? La legge si fa social, Michele? Il simbolo del mi piace con il pollice all'insù vale come una firma. Perché l'ha stabilito un giudice canadese, ha stabilito che apporre la cosiddetta emoji del pollice in su equivale a sottoscrivere un contratto, perché dice questa è la nuova realtà. Quindi attenzione, state attenti con questi pollici su. No, perché pare che un agricoltore del firma. Canada ha dovuto rimborsare un'azienda non so di quanti milioni perché aveva risposto con un pollice così. Allora, oggi che è il 10 luglio non c'è soltanto la novità dell'emoji che vale come firma, c'è anche il fatto che questa è la 100ª puntata di Buongiorno Sicilia. Abbiamo cominciato il 20 febbraio di quest'anno, questa bella avventura, e oggi ci lasciamo ricordando qualche episodio di questi mesi passati insieme, guardiamoli tutti insieme e poi ci diamo l'appuntamento domani 11 martedì. Buongiorno Sicilia. A domani. Benvenuti a Buongiorno Sicilia, è una nuova rubrica, un nuovo spazio. Ci vediamo domani, grazie.